Un bancale di legno rispetto all'anno scorso, quanto veniva e quanto viene adesso? Ma l'anno scorso i prezzi erano indicativamente 150 euro, oggi siamo sui 250 euro a bancale. Invece per il pellet? Il pellet, il valore, guardando anche tranquillamente le vendite online, era dai 3 ai 5 euro, oggi viaggiamo dagli 8 ai 16 euro. Legna da 15 a 25 euro al quintale e pallet da 5 a 15 euro al sacco, che significa che con l'inverno il costo medio giornaliero per scaldarsi non sarà inferiore ai 15 euro e che ogni mese bisognerà togliere almeno 400 euro dallo stipendio. Sono ad oggi, conti alla mano, gli altri rincari energetici, quelli per intenderci valutati da molte famiglie molto più convenienti rispetto a gas o gasolio. A questo punto probabilmente il prezzo per scaldarsi con il pellet sarà equiparato a quello del gas o a quello dell'energia elettrica, quindi non so quanta convenienza ci sia tra pellet e energia tradizionale. Legna e pellets cari e introvabili. Per alcuni tagli, per esempio il 25 che è quello per le cucine economiche, per le piccole stufe, prodotto introvabile, per il resto navighiamo a vista. Forse c'è anche una componente speculativa, ma di fatto c'è una problematica legata alla forestale di base che rende i prodotti meno disponibili e dall'altro una fortissima richiesta di pellet, cioè di biomassa, per cui dei tronchi che prima erano destinati al taglio adesso finiscono dentro alle macine per produrre segatura. E per chi sperava in un ritorno al passato, non va meglio con il carbone. Sì, il carbone è introvabile perché comunque è un prodotto che arriva dalla Germania e la Germania non esporta più perché ha deciso di utilizzare il carbone per le proprie centrali a energia. È aumentato di circa il 50%. E nonostante sia difficile pensare al freddo in questi giorni di caldo torrido, il Consiglio degli esperti non ammette indecisioni. Bisogna provvedere prima sperando di avere tutto ciò che serve per i fabbisogni familiari. E attenzione alle offerte online, dove la truffa è dietro l'angolo. A 5 euro può esserci che ci sia ancora qualcuno che magari ha qualche scorta, ma delle offerte a 3,50 euro, 2,90 euro sono assolutamente impossibili.